Buongiorno ragazzi, allora proseguiamo con l'appello. Piano B, corsi online, seconda settimana di chiusura per la scuola ai tempi del coronavirus. Le aule sono off limits per gli studenti, ma le lezioni in diversi istituti trevigiani continuano da casa in modalità telematica. Ok ragazzi, ho bisogno che mi diciate in questo momento se tutti vedete già il PowerPoint. Perfetto, ok, bene, partiamo. Al Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso il piano per l'istruzione digitale era già avviato da tempo. Quello che è successo in questo momento col coronavirus ha trovato una scuola pronta a continuare, perché aveva già gli strumenti che possono essere le varie piattaforme, ad operare per evitare di perdere il contatto e il rapporto con i nostri ragazzi. La novità è stata sicuramente la possibilità di fornire un servizio di video lezione. E così anche stamattina gli studenti hanno potuto proseguire la normale attività didattica attraverso il PC, proprio come se fossero in classe, interagendo con l'insegnante via chat. Come procede? Tutto a posto? Intanto ci sono domande? Vedo che non mi interrompete. Tutto liscio? Bene? Benissimo, sono contenta. Lo specifico, quello della natività, mi raccomando, e della resurrezione. Devo dire che i ragazzi stanno partecipando anche con gioia, con grande interesse. Se devono interagire facendo le domande, ogni tanto sono io che le faccio, se ci sono domande da fare, hanno un sistema di messaggistica immediata, io riesco a controllare se qualcuno abbandona, qualcuno esce, li vedo, e a me i ragazzi sono forniti anche di webcam nel computer, ma non è mai successo sinceramente. La lezione continua, agli studenti vengono affidati compiti da svolgere a casa, poi ci saranno le verifiche. Anche questo è il Veneto, che nonostante tutto non si ferma. Qualcuno mi scrive qualcosa?